Buonasera a tutti dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corsi di sabato 24 agosto. Prima corsa riservata a cavalli di 4 anni, intitolata alla memoria di Mr. Black, ovvero Massimo Cipriani, un appassionato di 48 anni, recentemente scomparso e personaggio conosciuto e stimato nel mondo del web in quanto appassionato di ippica, nonché moderatore e pronosticatore prima sul sito chores.it e poi sul sito freeforall.it. Quindi a lui è dedicata questa corsa d'apertura del Savio di Cesena. Lo schieramento: Zoele ZS, Zinnalor del Sile, Zalipan, Zara Fotojov, Sabrina Gnaffa in prima fila, Zori e Zarina di Roberto in seconda. Favore in chiusura per Zalipan, numero 3, macchina che accelera, e lottano per il comando Zoele ZS, Zinnalor del Ronco e Zalipan in perfetta pariglia, poi si sbaglia Zalipan ed è Zinnalor che Numero passa a 3 condurre, Zinnalor del Zalipan Sile in vantaggio. squalificato. Numero 6 Seconda Sabrina posizione Gnafà per Zoele squalificato. ZS, ha sbagliato anche Sabrina Gnafà, dopo 200 metri in 14,2 Zinnalor conduce e completa il quarto iniziale, già in decelerazione, 29,5 per i primi 400. Zoele segue la battistrada, mentre più indietro c'è Zara Fotojov e cominciano le mosse all'esterno. Zara Fotojov però anticipa dalla terza posizione, tentativo di Zori, 46,6 per i 600 iniziali, con Zara Fotojov che ha anticipato Zori e cerca l'aggancio con Zinnalor del Sile. Quando i cavalli hanno completato gli 800 metri, all'esterno ha spostato anche Zarina di Roberto. Sono rimasti in 5 praticamente. 1 e 2, il passaggio agli 800 non cambia nulla tatticamente, in vantaggio è sempre Zinnalor del Sile che completa il chilometro in 1,17,7. All'esterno Zara Fotojov comincia a dare pressione alla battistrada, mentre in terza ruota si lancia Zori. Siamo a 500 scarsi dalla conclusione, anche Zarina di Roberto prova ad intervenire, mentre lungo la corda va sempre Zoele del Sile. Tanto ha allungato decisamente con 14,4 di parziale la battistrada, che ora prende vantaggio su Zoele, mentre all'interno c'è Zarina di Roberto che infila Zori. Non riescono a progredire Zarafoto e Zori e così prende netto margine di vantaggio Zinnalor del Sile, che in arrivo ha netto margine di vantaggio e controlla la situazione per concludere isolati in avanti. Secondo posto per Zoele ZS, al terzo chiude Zara Fotojov, 1,15,5, 29,3 a chiudere. E bella vittoria per Zinnalor del Sile e Enrico Antonio Maisto. Il training dello stesso Enrico Antonio Maisto, che in percorso di testa vince davvero molto molto facile, lasciando più indietro Zoele ZS che chiude finalmente un percorso ed è seconda, ha un paio di lunghezze abbondanti, mentre al terzo un positivo Zara Fotojov.